l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. La prima esposizione collettiva organizzata da Confartigianato Veneto al Samu Expo di Pordenone ha suscitato l'interesse dei visitatori e di conseguenza ha riscosso i consensi delle imprese che hanno colto questa opportunità. Ne parliamo soprattutto per sottolineare che sempre di più le micro e piccole imprese mostrano di aver capito che la comunicazione delle competenze e la collaborazione moltiplicano le possibilità di attrarre nuove occasioni di business. Una collettiva di imprese artigiane venete riunite in un'unica area dedicata, allestita di tutto punto per accogliere 28 stand, più un'area per ospitare le conferenze. Questa la formula condivisa da un nutrito gruppo di associati che, accogliendo una proposta di Confartigianato Veneto e grazie alla collaborazione delle associazioni provinciali degli artigiani di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona e il contributo di EBAV, ha partecipato al Samu Expo di Pordenone, il nuovo marchio sotto il quale da quest'anno sono state riunite le manifestazioni fieristiche Samu Metal, salone delle macchine e utensili per la lavorazione dei metalli, Samu Plast, salone delle lavorazioni plastiche, e Subtech, salone della subfornitura metalmeccanica. Grazie a un contributo sostanziale dell'ente bilaterale Artigianato Veneto siamo riusciti ad abbattere notevolmente il costo della partecipazione alla fiera, in modo che anche aziende che non sono preparate ad affrontare questi eventi possono agevolmente partecipare senza avere delle esposizioni eccessive. In questo modo, attraverso un'iniziativa coordinata per la prima volta dalla Federazione regionale, nostre imprese hanno avuto l'opportunità di presentarsi all'interno di Subtech con una veste unica, mettendo in vetrina specializzazioni e servizi che, per meglio soddisfare le aspettative della clientela, possono essere offerti in maniera coordinata, all'occorrenza unendo le loro forze, a dimostrazione che sempre più diffusa è la consapevolezza che la capacità di mettersi in rete favorisce la competitività. Siamo riusciti anche a superare quelle che erano le ritrosie abbastanza naturali delle piccole aziende, quelle che avere anche aziende affini, cioè che fanno più o meno la stessa attività vicine, possono essere un problema perché ci si espone alla concorrenza e invece si sono sviluppati rapporti di collaborazione tra aziende dello stesso settore che fanno la stessa cosa, lavorando insieme, lavorando come un sistema, si possono ottenere cose molto migliori che non presentandosi singolarmente. Tutti positivi gli indici, più 20% gli espositori, più 23% i visitatori, con un incremento degli operatori esteri del 50%. Ecco la voce di uno degli espositori, Maurizio Rubega, titolare della Mauritech di Trissino. Ci siamo trovati bene, l'organizzazione è ok, molto migliore di un paio d'anni fa sicuramente, e quindi per adesso andiamo bene. Confermata un'attenzione sempre maggiore da parte dei committenti esteri verso le piccole imprese. Perché è così apprezzato il nostro artigianato del settore e cosa cercano e trovano da noi gli operatori stranieri? Cercano la velocità che la piccola impresa ha nelle risposte che riesce a dare, sicuramente, e la qualità e la tecnologia che noi italiani e noi veneti riusciamo ad avere in confronto a loro. Il prezzo conta sicuramente, però l'esecuzione della risposta, delle offerte e degli ordini poi è molto importante. Sulla scia di questi positivi riscontri, la formula dell'esposizione collettiva verrà riproposta a Parma in occasione di Mexpe dal 17 al 19 marzo. Per eventuali informazioni contattare l'area mercato presso la sede provinciale di Confartigianato Vicenza.